È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio aggravato Enrique Cappellari, il compagno di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago trovata morta in un camper in un'area di sosta lungo una laterale di via Capitelvecchio a Bassano domenica scorsa. L'uomo si trova rinchiuso al San Pio X di Vicenza. Dai rilievi dei RIS di Parma e dall'autopsia è stata smontata la difesa del 29enne che aveva dichiarato agli inquirenti che Rigon era caduta durante una discussione e che lui avrebbe cercato a fatica di riportarla sul camper. Da qui aveva giustificato le lesioni riscontrate sul capo, sul volto, sul corpo della donna. Ma il medico legale ha appurato che le ferite sono riconducibili a percosse e violenti traumi cui Cappellari avrebbe sottoposto la compagna. Sono stati ricostruiti anche gli ultimi mesi della 31enne, evidenziando diversi episodi di violenza e minaccia da parte dell'uomo che, approfittando della fragilità della donna, le avrebbe anche impedito di avere contatti con la famiglia, tenendola in uno stato di totale sudditanza e costringendola a vivere nel camper dove sabato sera l'ha brutalmente ammazzata.